Carnera, il campione del mondo. Au, Gregos! Carnera debuttò a Parigi il 12 settembre 1928, vincendo al secondo round per knockout. Disputò altri match e li vinse prima del limite, ma il pugile di Sequals apparve ancora lento e maldestro. I giornalisti italiani sostennero che i match erano truccati e definirono Carnera torre di Gorgonzola, pensando che non sarebbe mai diventato un grande pugile. Complessivamente, prima di lasciare il vecchio continente e trasferirsi negli Stati Uniti, aveva ottenuto 16 vittorie, tra cui 14 prima del limite e 2 sconfitte. Il 31 dicembre 1929 Carnera sbarcò negli Stati Uniti d'America, combatté e vinse prima del limite tutti e 23 i match che disputò, tra cui 16 per KO prima del secondo round. Il 10 febbraio 1933 il pugile si batté con Ernie Schaff, che andò rovinosamente al tappeto alla 13ª ripresa. Le condizioni del pugile erano gravi e morirà poche ore dopo. Carnera, a questo punto, decise di ritirarsi dalla box, ma dopo pochi mesi manager e familiari lo convinsero a tornare ad allenarsi. Arrivò il 29 giugno, dove al Madison Square Garden fu fissato l'incontro con l'allora campione del mondo, Jack Sharkey. L'incontro terminò alla 6ª ripresa con la vittoria per KO del pugile friulano e Carnera divenne campione del mondo dei pesi massimi, unico italiano e aggiungo orgoglio friulano a conquistare quel titolo.